quello che sta venendo io, fammi così capire qui. Fammi vedere chi è stato, fammi vedere un po'. Prego! Buonasera. Buonasera! Cos'è? Ha fatto un rumore, va un attimo indietro. Va avanti. Se non fa rumore è difettoso, va là a cagnare. Ma chi sono i tac? Ah, scusa, non sapevo, scusa, no. E non sono abituato a sti cose, sei tu che li hai capito? Prego, accomodanti, prego. Beh, dissimi un po', come hai detto che ti chiami tu? Rosaria, per gli amici Rosi, per mio padre Rosina e per mia mamma Rosetta. Siro, tu come la chiami? Con 48. Ah, Siro ti hai presentato buona, c'è due cose. Senti, quanti anni tieni? Ma parli italiano. Dica tu, quanti anni ha? Non ho capito. Allora, quanti anni, cioè, I wonder you, I wonder you, Ciru, ma come vuoi la mamma? non è Rossi. Signora Fravola. Tu burdello. Allora posso parlare italiano? Sì, sì. Quanti anni ti? 22. Ah, come mio figlio! E beh, che fa nella vita? Niente. Ah, proprio tale e quale mio figlio! Ah, siete proto-anno gemelle! Signor, ci tenevo a conoscervi perché volevo farvi i miei complimenti. O stacci che sto una bella femmina, me lo dicono tutti, ma amore di ruolo. Ma non ci allavo con te. No, per me, complimenti perché allora, scusa. Per vostro figlio, signora. Ah, mio figlio, sì. È proprio un bravo ragazzo. Sì, questo è vero. È molto educato e rispettoso. Ah, questo pure è vero. Un ragazzo di sani principi. E anche questo è vero. E poi è un grande lavoratore. E che sta una palla? Che senso? E senza una palla, nel senso perché a lui ci piace giocare a pallone, se mio figlio amante proprio la palla, proprio il pallone ci piace la partita a settimana e si deve fare sempre. Ah, sì, ci sta. Comunque quando vuoi venire qua la casa è sempre aperta, siamo tutti in famiglia, ci stanno proprio problemi. Qua di fronte sta casa zia, Cangop sta casa nonna, sotto sta casa cugina. Buongiorno! Chi sei un frato? Un fratello cazzo. Mazza, abbiamo ospiti! Ci tutto a posto, papà, tutto a posto! Ah, Ciru è tuo padre? Sì, purtroppo non è colpa mia. Piacere, Piacere, su Rosario. vale Ciruzzi, piacere, è Rosario, sempre un piacere, perché un piacere ci vorrei, perché noi ci piaceva, vabbè, piace a tutti quanti. Piacere. È un piacere È per un tutti, piacere. ma certo, è stato un Oh, piacere. ma può piacere! Ciru, i tuoi soppati, i consigli che ti ha girati, lo sai, sono sempre stati ottimi. Non guarda la bellezza estetica, magari si può essere gelosi, si può trattare male, una seggia indirina, non puoi attare da capo. Perché l'amore è così, l'amore è proprio fatto così, è come ti spiegare? L'amore è come la pacco che intuina. È così, hai capito? Allora non è guardare che sta, sotto un bel tramonto, sotto la luna. Un tramonto alla luna, non mi trovo, però comunque, hai capito? Pure mamma eravamo così, e poi la cornetella ogni tanto poi scappava, la mamma ti stai chini. Ma che ne che? Tieni pazienza, Ciru, la cosa essenziale... È che mi ama. No, O rispetto. no, La fiducia. no. È cadata lì. Ma così sordo. I sordi un coppo telefono è imbottante, quando uno dà chiamare un coppo telefono è imbottante. Allora, parlami cose serie, Siro, raccontami un poco, come vi siete conosciuti? Ma lo sabato sera in da discoteca. Ah, perché Siro va pure a ballare, Siro? Io, tutte le ore, tranne il lunedì. Ah, beh, i servizi ne fai i servizi a casa? E che ho tenuto tempo? Io mi sceglio 2 ore. Mi trucco, faccio dei TikTok e poi mi esce che compagno me. Complimenti a papà, sono orgoglioso di te, sci a papà, sci. Complimenti. Beh, scusa, non hai capito, non cucina a casa. No. E i panni, ne lava, ne stili, niente. E che stavo fa? Chi l'ha mai fatto? E vai a questa nave che buona. Ti pulisi di letto. Grazie. Allora, senti, Siro, ti parlo chiaro, tu sai, tenga la lingua, Che sta a me mi piace pronta. Non so cucinare, non so stirare. Se siete tu, va a ballare, fai TikTok. Peggio è che non la sapevi troppo. Ah, non ci capito, che te ne stai dicendo, signore? Perché vicino a mio figlio si fa una femmina servizievola. Io sono innamorato, mica sono abbatante. Se andiamo a paga, ma cos'è? A mio figlio me l'ha cresciuto che è un che lei fa. Perché i scorzi erano tosti. A me Muccusello non mi ha mai chiamato nessuno. Ci però questo non mi merita. Wow, Carolina, gli fai questo per tutto quanto. Che saluto me. No, però, no, così mi dispiace però, se mi sente capito non volessimo. No, però mi sento mortificante, così, non volevo, siamo che voleva che non volevo. Che è? Gigi, e tu che ci fai, ca? Che la Carolina è sola. Voi come vi conoscete? Come ci conosciamo? Ci siamo fatti tanti chili bomboloni insieme. E bomboloni!
Ma Carolizzo, non ha dovuto fare questo effetto. Non è buono, sta roba.